Luca Berardò con gol che però non ha dato la vittoria ai verdeblù. Sì, sono contento per il gol, peccato per il risultato perché abbiamo fatto un'ottima prima frazione di gara secondo me, dove dovevamo chiudere anche con il doppio vantaggio il primo tempo e dispiace perché non abbiamo concretizzato l'ottimo gioco che abbiamo fatto. Senti, dalla tribuna è difficile leggere certe situazioni, ma che cosa è successo alla squadra dopo il rigore sbagliato e l'espulsione addirittura in superiorità numerica? San Marino comunque è un'ottima squadra, il secondo tempo ha dimostrato di essere una buona squadra. Loro si sono buttati tutti in avanti, diciamo, con la forza della disperazione per provare a fare il gol, per provare a vincere la partita e noi appunto forse siamo caduti un po' fisicamente, non riusciamo più a ripartire quando in contropiede e così siamo rimasti un po' troppo schiacciati. Dispiace appunto perché abbiamo fatto davvero un ottimo primo tempo e questa partita si poteva portare a casa secondo me. 40 punti, una quota importante, la salvezza matematica, anche perché c'è l'obiettivo Team Cup, quindi sarebbe bello arrivare tra i primi 9. Sì, infatti la società tiene a questo traguardo, ci teniamo anche noi e ci proveremo fino alla fine.